Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento delle 12 con Buongiorno Verona. Siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti i telespettatori, per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo della crisi dell'editoria. L'ultimo decennio non è di certo stato il più felice del mondo per il mondo editoriale. La crisi della carta stampata, l'avvento di dispositivi come i book reader o anche tablet hanno chiaramente messo in difficoltà il settore. E in questo 2020 così particolare a rimetterci è stato anche un altro tassello di questa filiera, quindi le biblioteche, le librerie. Ne abbiamo parlato anche questa mattina con i nostri primi ospiti, ma anche i quotidiani hanno dovuto fare i conti con il calo delle vendite e la richiesta sempre più frequente di informazioni gratuite, facilmente accessibili, con tutte le conseguenze che questo, come sappiamo, può comportare in alcuni casi. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento telefonico con Monica Andolfatto, segretaria generale del Sindacato dei giornalisti del Veneto. Buongiorno Monica. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, dunque, partendo dall'attualità, questi mesi sono stati particolarmente impegnativi per editori e anche per i giornalisti che, lo sappiamo, hanno lavorato senza sosta per garantire informazioni puntuali alla popolazione, non senza sacrifici. Abbiamo visto giornalisti aggrediti, minacciati. Insomma, questo comportamento anche di sfiducia, secondo lei, può essere in qualche modo lo specchio della crisi che sta vivendo il mondo della carta stampata? Allora, potrebbe esserlo. Infatti noi stiamo facendo una battaglia a tutti i livelli per quella che definiamo informazione di qualità, perché siamo convinti che il giornalismo si deve distinguere da tutto il mare magnum che circola nella rete, proprio perché diamo una garanzia della virgolette merce che produciamo, il controllo delle fonti, l'obiettività, l'approfondimento, il fatto di fare quell'azione di mediazione qualificata che ci distingue. Forse dobbiamo farci autocritica e questa ce la stiamo facendo da tempo, però bisogna anche dire che le situazioni di lavoro all'interno delle redazioni e all'esterno delle redazioni sono notevolmente peggiorate per tagli continui agli organici, per sovraccarico di lavoro rispetto a molti anni fa. Ci sono delle nuove abilità o skill professionali che vengono richieste, che portano via tempo prezioso per quanto riguarda appunto il giornalismo, l'inchiesta, la verifica, e questo non aiuta certamente nel lavoro appunto puntuale, di accuratezza, di serietà eccetera, per quanto riguarda appunto la confezione del prodotto notizia, che non è una merce come tutte le altre, è un bene pubblico. D'altronde anche lo stesso governo in questo periodo difficilissimo di Covid ci ha definito l'informazione come uno dei beni essenziali, che quindi non ha subito interruzioni nella produzione, e questo significa molto, perché soprattutto in fasi emergenziali avere la possibilità di diffondere un'informazione fidata e qualificata è importantissimo. Non Certo. a caso, infatti, sia gli accessi ai portali web delle notizie che anche le vendite dei giornali, parlo anche delle copie online, in questi mesi così disastrosi hanno avuto un minimo di rilancio, diciamo di rimbalzo, per usare il termine della borsistico. Certo. Ecco, agganciandomi un po' a quello che ha detto lei, insomma, riguardo alle redazioni che sono sempre più ridotte all'osso in certi casi. Ecco, la Commissione Lavoro Autonomo nazionale della FINSI qualche giorno fa ha puntato il dito contro il comportamento scorretto tenuto talvolta da alcuni editori riguardo il fronte contrattuale dei giornalisti. Ecco, quanto incide questo secondo lei sulla crisi della carta stampata? Allora, è da tempo che c'è quella che noi definiamo la piramide rovesciata. Prima il grosso dell'occupazione nell'informazione era rappresentato da chi stava dentro le redazioni, quindi dai lavoratori dipendenti. Adesso praticamente in quasi tutte le realtà il ruolo di
diciamo di procacciatore, lasciatemi usare questo termine, di notizie, è affidato a quello che noi abbiamo definito un redattore aggiunto esterno a tutti gli effetti, che sarebbero i collaboratori o coordinati continuativi o con partita IVA. Ecco, da tempo denunciamo su tutti i fronti, a partire da quello governativo, un massiccio sfruttamento di questa parte della filiera importantissima per la confezione appunto dei quotidiani o dei periodici, perché li abbiamo anche definiti i rider dell'informazione, oppure anche i cottimisti dell'informazione, perché il prezzo che è pagato, il costo che è sostenuto dagli editori per ogni singolo pezzo è veramente al limite della sopravvivenza. Quindi c'è un tavolo aperto interlocutorio con il governo per quanto riguarda quello che viene definito l'equo compenso, praticamente una soglia minima di sotto della quale non si deve assolutamente andare, e in più anche una proposta di legge di abolizione dei co-co-co, che altro non sono che dei lavoratori di fatto dipendenti però mascherati. Sì. Quindi poi il sindacato dei giornalisti si contrappone agli editori, perché gli editori finora non hanno mai investito in qualità, in sviluppo tecnologico, in formazione professionale, ma l'unica cosa, o la principale, che fanno, salvo rare eccezioni, è quella di agire solo ed esclusivamente sul taglio del costo del lavoro. Taglio del costo del lavoro vuol dire espulsione, quindi prepensionamenti, licenziamenti, oppure raffreddamenti degli stipendi. Per la prima volta, forse vale anche la pena di dirlo, per la prima volta nella storia del giornalismo italiano la media degli stipendi è inferiore alla media delle pensioni. Anche questo è interessante, ecco. Per quanto riguarda poi, insomma, in conclusione, l'informazione online, anche questo è un grande tema di cui parlare. Abbiamo visto che in questi anni si è molto sviluppata, portando anche dei risultati di valore, ma talvolta il web è anche culla, come abbiamo visto, di tante fake news. A parer suo, si potrà mai giungere a un compromesso e abilitare definitivamente l'informazione digitale? E se sì, sarà allora la fine della carta stampata, come si paventa poi da anni? Allora, io personalmente sono convinta che la carta stampata non scomparirà mai, dovrà trasformarsi come tutte le cose. C'è stato il periodo in cui si è passati quando è entrato in redazione il computer, l'informatica, pensava che succedesse chissà cosa. Come in tutte le cose, le trasformazioni portano anche, bisogna sapersi adattare, però il libro di carta, il giornale di carta, secondo me non scomparirà mai. Ovviamente bisogna puntare sull'informazione online, che è un'informazione che, come lei ben sa, è molto più veloce, molto più immediata, e quindi bisogna calibrare e formare anche i nuovi giornalisti a questo nuovo tipo di informazione. Però non c'è nessuna differenza tra l'informazione che viaggia su carta e sul web per quanto riguarda l'accertamento delle fonti, la verità, il rispetto, il dovere del giornalista di scrivere sempre in buona fede, perché delle volte si possono anche prendere delle incantonate, l'importante è che non si facciano appunto dolosamente, e quindi quello non cambia. Le fonti, l'accertamento, l'affidabilità. Noi come sindacato e come FNSI abbiamo fatto una scommessa molto importante, siglando un protocollo d'intesa con l'Università di Padova, è uno dei primi in Italia, per quanto riguarda appunto un laboratorio che teso a formare i giornalisti contro le fake, non solo anche i giornalisti, è aperto anche ad altri interessati, contro le fake news, il linguaggio d'odio, e per un linguaggio inclusivo e un'informazione appunto che sia di servizio. Partirà a breve il corso di alta formazione, che vede tra l'altro dei docenti qualificati sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista giornalistico, e sarà un corso trasversale, perché ad esempio per quanto riguarda il web sappiamo molto quant'è il ruolo dei famosi algoritmi, per quanto
concerne anche Sì. la diffusione di determinate notizie, la manipolazione. Ecco, più che fake news in questo momento, secondo me, la vera piaga è la manipolazione delle notizie. Assolutamente, assolutamente vero. Insomma, dovremo aspettare un po' per vedere quali saranno gli sviluppi di questi fenomeni. Insomma, chiaramente andando più avanti con gli anni ci saranno sempre delle novità, insomma, a cui far fronte anche per i giornalisti, anche per noi. Quindi, bene, allora sì, Io penso, Giorgia, che poi è un discorso anche generazionale. Tra 10 anni saranno tutti nativi digitali, certo, per cui alla fine quello sarà il mezzo principale, e quindi bisognerà adattare l'informazione per quel mezzo, ma non dal punto di vista dei capisaldi, perché ripeto, l'accertamento delle fonti e la verità non possono essere derogati perché si è sul web, assolutamente. Dopodiché i giornalisti come voi, come me, ci mettono la faccia, la firma è la faccia. esatto. Non c'è anonimato, non c'è nulla, e anche questa è una garanzia. Dobbiamo rispondere di quello che facciamo e di quello che scriviamo. Quindi Assolutamente. questo non cambierà. Assolutamente sì, esatto, ce lo auguriamo tutti. Bene, allora noi ringraziamo e salutiamo Monica Andolfato, segretaria generale del Sindacato dei giornalisti del Veneto. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi tantissimo, buon lavoro. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra pochi minuti per il nostro Buongiorno Verona, quindi l'aggiornamento con le notizie di questa mattina e una nuova intervista alle 12:45. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.